Ciao amici di Archeosarrabus, oggi facciamo un nuraghe che abbiamo visto 100 volte, di cui non abbiamo mai fatto documentari seri, riprese, qualche dronata, che è il nuraghe Perdu-Oddu a San Vito. Perdu-Oddu perché prende il nome dal proprietario dei terreni che storicamente pascolava qua nella zona. Oggi c'è il nipote che continua la tradizione. Un nuraghe che è vicino ad altre che abbiamo visto, per esempio a Kennius o Ridroju o Riudrotu, quindi una zona molto ricca di testimonianze. Marco, non so, vuoi salutare anche te, visto che per qualche settimana poi mi toccherà fare da solo? Direi che è quasi usanza fare l'ultima passeggiata archeologica prima di partire, quindi è stato un buon fine anno, un buon inizio anno archeologico. Adesso pronti per quest'altro anno 2024 di tanta archeologia sarrabese. Dal punto di vista della camminata è veramente semplice. Si parcheggia qua a fianco e poi quanto sono? 60 metri di salita, ma andiamo su, che dici? Quello che avete appena visto è un serpentello, è una biscia. E qua in Sardegna non esistono animali velenosi se non sargia, cioè la vedova nera, ma che io in vita mia non ho mai visto. Ma è questa qui, avete visto come scappava, poverina. Quindi l'abbiamo lasciata in pace, l'abbiamo fatta andare via. Non dobbiamo avere paura di questi animali che ci fanno compagnia anche nelle nostre camminate. Allora Marco, intanto io partirei dal contesto ambientale in cui sorge questo monumento, un posto meraviglioso, questa valle che sicuramente aveva molta acqua, un posto dove, come abbiamo detto tante altre volte, sorgevano delle miniere, le miniere di Masalone e di Giovanni Bonu, di cui restano ormai le tracce decadenti di un'attività chiusa più di un secolo fa, comunque 75 anni fa, negli anni 50, un territorio granitico che poi ha fornito il materiale per costruire questa struttura che adesso andremo a vedere. Allora, caro Marco, siamo già del sito, ormai siamo arrivati, ma è veramente facilissimo raggiungerlo. Qua si cominciano a vedere tracce di muri, di terrazzi e tante pietre di crollo qua giù, e poi sopra il nuraghe vero e proprio, che ha alcune caratteristiche che adesso noi andremo a raccontarvi. Finiamo di arrivare e entriamo più nel dettaglio. Allora, partiamo dal basso, partiamo dalla fine invece che dall'inizio, Marco, e partiamo da questo recinto che è un terzo livello della struttura nuragica, che è invece più moderna, è quasi contemporanea, tra virgolette, nel senso che avrà qualche centinaio di anni. È stata realizzata dai pastori qua della zona sicuramente come ricovero di bestiame, quindi ancora una volta il riutilizzo del sito nel corso dei secoli, come abbiamo visto i romani li hanno utilizzati, e poi anche nei secoli scorsi i sardi stessi per realizzare questi ovili, magari Pietro Alloddo, esatto, che dà il nome all'ovile. Come potete vedere si nota benissimo l'ambiente che doveva essere quello dell'ovile, dove non so dormire le capre, poteva essere magari chiuso, chi lo sa. In ogni caso questo muretto di recinzione andava proprio a inserirsi, ad appoggiarsi sulle mura di quello che doveva essere il nuraghe. Può essere considerato un bastione questo alla fine, come è fatto. Guardate la dimensione della pietra.
Guardate qua la dimensione, l'importanza di questi conci. Siamo ora invece nel nuraghe vero e proprio. Questo era un muro, un bastione, che molto probabilmente ci sono degli elementi che ci fanno pensare che sotto questi cumuli di pietre ci fosse un corridoio che poi si collegava al cortile esterno, che vedremo tra un po', dove c'è la traccia ancora dell'ingresso di questo corridoio, così come una traccia c'è all'interno della stanza della torre centrale. Come vedete il nuraghe è molto imponente, ci sono tracce anche laggiù poi di muri che potrebbero essere comunque riconducibili al riutilizzo come ovile, ma il nuraghe in sé pare fosse comunque di forma complessa, con la torre centrale e poi con questo bastione. Probabilmente c'era anche un'altra torre complementare. Allora, sono, come vedete, comodamente adagiato su questo bel pietrone che fornisce supporto, oltre a me, alle mie membra, anche alla trave dell'ingresso, che poi, come abbiamo detto prima, di questo ipotetico corridoio che portava all'interno del bastione. Un cortile interno abbastanza grande per, diciamo, i canoni della zona, che portava poi anche all'ingresso della torre centrale, che ha una piccola particolarità: è fatta interamente di granito questo nuraghe, come potete vedere, questi massi di granito del posto, e poi ogni tanto ci sono delle zeppe di pietra diversa, poche, scarse, però ce ne sono di questa pietra che non so di che pietra è, quindi se qualcuno di voi è esperto di geologia magari ce lo può dire. Allora, siamo dall'altra parte qua di questo corridoio che è crollato, c'è una traccia, si vede un po' il muro in mezzo a tutte queste pietre di crollo, e un'altra traccia di ambiente c'è qua proprio di fronte a me, anche questa crollata. Non si capisce che tipo di ambiente poteva essere, se era una scalinata, se era una nicchia o se era magari, perché allora qua si vede le tracce del muro da una parte e dall'altra, quindi o era una nicchia che finiva qua nel corridoio, oppure chissà una scala forse che portava qua su sopra il bastione, ecco. Quindi rimaniamo con questo dubbio e continuiamo nella nostra escursione. Ed eccoci davanti all'ingresso della torre principale di questo sito. Vedete la trave, la finestrella di scarico adesso è piena di materiale di crollo, però una struttura tipica di quest'epoca. Ancora visibile il corridoio. Sulla sinistra c'è sta la traccia della scala, che è quasi completamente crollata, ma la traccia è rimasta, una scala che poi portava sopra, così come sulla destra sembra quasi che ci fosse una nicchia. Ma entriamo nel dettaglio, Marco. Una cosa volevo aggiungere, come dicevo prima, la pietra, vedete, ci sono delle zeppe, una qua, in mezzo a tutto questo granito ci sono delle zeppe di un materiale diverso che è stato utilizzato per pareggiare i filari delle pietre. Guardate queste pietre belle, sono anche probabilmente lavorate per dargli questa forma che consentisse poi la realizzazione di questi filari irregolari. Ma entriamo dentro. Adesso cerco di capire se entrare di testa, se entrare podalico. Notate l'agilità con cui affronto questa prova. Eccolo qua, meraviglioso. Allora, intanto
la nicchia, intanto il vano scala, come dicevamo, guardate, un vano anche abbastanza importante, quindi largo. Siamo abituati a vedere dei vani più stretti, faccio l'esempio del Saquasecis per esempio, con queste scale molto ripide. Invece qua, come potete vedere, la scalinata all'ingresso è importante, poi lì è completamente coperto dal materiale di crollo, si vedono le tracce di qualche scalino. E come dicevo, invece dall'altro lato lo stesso, questa trave. Intanto vabbè, che qua è facilmente comprensibile il materiale di crollo che c'è, perché sicuramente questa trave era più o meno a questa altezza, esatto, e quindi ci sarà almeno 1 metro di crollo qua, che non ci permette di capire fin dove arrivava, se era una nicchia, cosa c'era un corridoio. E poi qua l'ingresso della stanza della torre principale. Volevo, Marco, far notare anche queste belle piatabande, queste pietre che sono state utilizzate per creare il soffitto. Ma guardate che meraviglia, il soffitto di questa bellissima struttura. Guarda anche qua dentro c'è stato un incendio, perché le pietre sono tutte bruciate. Hai capito com'è qua la stanza? Hai capito? Bisogna fare forza. Ah, lo sai che non lo sapevo che anche lì. Bellissimo. Allora Martino, sai che è la prima volta che passo attraverso questo foro? Che poi vedi, si vede ancora la parte della finestrella di scarico, c'è anche qui. Si vede, ma non conoscevo quello che... Seguimi con la telecamera. Ti seguo. Ecco qua. Non conoscevo l'esistenza di un altro ingresso o uscita della torre centrale. Questa si capisce dove va. Il diametro di questa stanza, che chiudeva sicuramente a Tolos verso l'alto con una punta a punta qua. In questa porzione del nuraghe aveva più o meno un diametro di 3,5 metri, almeno la parte centrale. In totale non abbiamo mai misurato quanto è esternamente nel paramento murario esterno, però non è sicura, era una stanza abbastanza grande rispetto a quello che abbiamo visto negli altri nuraghi. Allora Marco, se posso aggiungere una cosa su questo ingresso, praticamente io l'avevo già visto ed avevamo infilato dentro anche una telecamera, una macchina da fotografica. Praticamente c'è un ambiente che poi gira qua sulla sinistra e riporta verso quel corridoio di cui abbiamo parlato, che sta sotto il bastione. Quindi probabilmente quel corridoio che parte dal cortile passa sotto il bastione, si ricollega qua, quindi avevano la possibilità di entrare e di uscire da questa stanza passando, diciamo, oppure portavano magari delle scale che conducevano sopra la cima del nuraghe, ecco. Altra caratteristica di questo nuraghe è questo vano realizzato precisamente sopra il corridoio d'ingresso. Noi adesso che eravamo giù, ci ricordiamo il corridoio piatabandato, sopra c'è questo vano con tra l'altro un andamento a scendere che è abbastanza inspiegabile, nel senso che cosa potrebbe essere un vano scala ma sopra il corridoio così, quindi cosa significa? Che laggiù dovrebbe girare verso dove? Tenendo presente che là di fronte a noi c'è l'uscita di quel vano scala che abbiamo visto da giù, e quindi bisognerebbe capire la funzione di questo corridoio, di questo vano che si trova precisamente, come dicevo, sopra il corridoio d'ingresso. Questo invece è quel vano che si apriva sulla sinistra all'ingresso, quello che noi abbiamo ipotizzato potesse essere il vano della scala, che vedete sale qua sopra ed è ormai occluso dal crollo, però ecco, diciamo che è più plausibile questo corridoio perché li abbiamo visti anche in altri nuraghi,
sempre con questa caratteristica del corridoio a sinistra, la nicchia a destra, il corridoio, questo vano scala che portava poi nella parte superiore della struttura. Per concludere volevo aggiungere 2 elementi sulla zona in cui sorge questo nuraghe, ossia questo piano oro che probabilmente è stato un po' aggiustato, dove è pensabile che magari ci fosse un piccolo villaggio, qualche capannetta a corredo di questa struttura, e il fatto che dall'altra parte di questo vallone ci siano le tracce di un altro insediamento, anche quello riutilizzato in epoca poi successiva come sicuramente ovile, ma rimangono le tracce di una struttura che probabilmente, viste e considerate le dimensioni, poteva essere riferibile al periodo nuragico. Bene, da Nuraghe Perdulloddu in comune di San Vito è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Archeos Arrebus con Martino e con Marco. Ciao.